Amici dello Scrigno del Calcio, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video e alla rubrica Che fine hanno fatto? Allora, questa storia va un po' ad incastrarsi con quello che avevo preparato io e quello che mi ha suggerito qualcuno di voi. Io ogni volta, maledizione, mi dimentico sempre di annotarmi il nome di chi mi suggerisce le idee. Mi dispiace, adesso cerco di farlo tutte le volte perché ogni volta dico qualcuno di voi, che capisco che magari nominarvi sarebbe anche educato e carino. Adesso prenderò l'abitudine di annotarmi anche il nome di ognuno di voi che mi suggerisce un'idea. Comunque, la squadra di cui andiamo a parlare oggi è l'Astrea, squadra di Roma, che ha diverse particolarità. Io ci avevo già pensato, anche perché negli anni sono sempre andato a vedere davvero che fine avesse fatto questa rubrica. Non è che nasce dal nulla, nasce dal fatto che io spesso vado a vedere che fine abbiano fatto e che risultati stiano ottenendo delle squadre che io ricordo magari da bambino, da adolescente o anche negli ultimi anni, e che a un certo punto sono scomparse. Questa cosa mi veniva in mente spesso anche da bambino stesso, quando leggevo delle vecchie riviste, dei vecchi giornali, e c'erano delle squadre che io notavo in quei campionati in 4, 5, 6 stagioni consecutive, magari di Serie C o di Serie B, e che io non riuscivo a capire dove fossero. La mia difficoltà all'epoca ovviamente è che non c'era internet e quindi dovevo andare a cercare in altri modi appunto che fine avessero fatto con l'almanacco, con mi ricordo il Guerinanno che c'era alla fine del campionato e che parlava annotava i risultati, le classifiche di tutti i campionati della Serie A, compresi i dilettanti. L'eccellenza era un po' più complicata e quindi io vivevo con il mistero di queste squadre. Internet da questo punto di vista ci ha dato la possibilità di scoprire un po', internet, i social, anche perché esistono poi anche le pagine ufficiali delle squadre, di capire effettivamente che fine abbiano fatto. Tutto questo preambolo abbastanza logorroico e abbastanza inutile per parlare dell'Astrea, nata ufficialmente nel 1948 ma affiliata alla FIGC l'anno dopo, nel 1949. È una squadra di Roma che nasce per volontà di alcuni dipendenti del Ministero della Giustizia, che vogliono creare una squadra di calcio composta dagli agenti della polizia penitenziaria, le cosiddette guardie carcerarie, come era detto una volta. Inizialmente per partecipare a campionati dilettantistici regionali, così quasi per divertimento, anche perché ovviamente poi anche gli agenti della polizia penitenziaria dopo qualche anno diventavano più anziani e venivano sostituiti da quelli più giovani, un po' come se le squadre primavera dessero sempre il ricambio alla prima squadra, e succedeva un po' questo, finché negli anni '80, anche con la ristrutturazione e l'ammodernamento del campo di Casal del Marmo, dove gioca l'Astrea, un campo piccolo, uno stadio piccolo, credo 2500 spettatori, l'Astrea fa quello che in gergo si dice il botto. Arriva nel campionato interregionale, che è quello che attualmente è la Serie D, e lo vince. Nel 1990, stagione 89-90, vince l'interregionale e approda per la prima volta in C2 e inizia soprattutto a Roma, nel Lazio, ma poi giocando anche già in Serie D contro ad esempio le squadre sarde, si iniziava a parlare di questa squadra, anche perché il nome non diceva nulla, il nome faceva un po' ricordare la mitologia greca che si studiava a scuola, ma non si riusciva a capire, si voleva sapere qualcosa di più di questa squadra, essendo una squadra di Roma, e quindi si inizia ad essere famosa la storia di questi agenti di polizia penitenziaria del Ministero della Giustizia, che giocano in campionati professionistici come appunto la C2 in quel periodo, tant'è che io ricordo benissimo nei servizi ad esempio del TG3 Lazio, che io avevo la fortuna di vedere, in cui venivano mandati servizi di tutte le partite delle squadre di Serie C del Lazio, e spesso anche una panoramica di quelle della Serie D, venivano chiamati i ministeriali. Era proprio è come non dire i felsinei per i giocatori del Bologna, i ministeriali, proprio perché venivano
appunto dal Ministero. E in C2 l'Astrea ci resta per tanto tempo. Adesso io vi leggo anche le varie classificazioni, diciamo le posizioni dell'Astrea in Serie C2. Il primo anno è ottimo con il 9° posto, secondo anno 91-92 13° posto, nel 92-93 le cose vanno male, arriva a 17°, retrocede ma viene ripescata per l'anno successivo, che è invece di ottimi risultati il 10° posto nella stagione 93-94. Poi vengono introdotti i play-out e i play-off nel 94, già in quell'anno in realtà, nel 94-95 arriva 13° e fa effettivamente i play-out vinti contro il Molfetta. Nel 95-96 ancora play-out persi contro il Marsala, arriva la retrocessione in Serie D, sembra finita la magica favola dei ministeriali, non è così, perché riesce a vincere nel 96-97, che è forse l'anno più glorioso nonostante fossero tornati in Serie D, perché stravince il girone della Serie D tornando in C2, ma vince anche la Coppa Italia dilettanti nella finale, peraltro allo Stadio Olimpico di Roma contro i pugliesi del Noicattaro, o Noicattaro, credo Noicattaro, con il bomber Cordelli che segna 30 gol e come tra campionato e coppe, e con Andrea Agostinelli come allenatore in panchina. E poi arriviamo agli ultimi anni, 97-98 13° posto in C2 e 98-99 che è ad oggi l'ultimo campionato dell'Astrea tra i professionisti in C2 con l'ultimo posto e la retrocessione. Io vi ho portato proprio l'album del 98-99, c'è solo lo scudetto come accadeva con le squadre di C2, ed eccolo qui l'Astrea 98-99 che è l'ultima ad aver partecipato ai campionati professionistici. L'ultima partita dell'Astrea in Serie C è Astrea L'Aquila del 16 maggio del 1999. Eccola. Questa è la pagina della C2 e dell'Astrea. 8 campionati di Serie C2, 6 consecutivi. Oggi l'Astrea si trova in eccellenza. Io non vi dico la posizione in cui si trova attualmente, perché nello speciale che faremo d'estate andremo ad analizzare tutte le squadre che vi ho portato in questi mesi della rubrica Che fine hanno fatto, e così vi dirò anche il posizionamento, la classifica dell'Astrea in eccellenza nella stagione 2024-2025. Io ho sempre sentito dire che i lavoratori ministeriali fossero un po' così, un po' lavativi nel lavoro. Pensate che i ministeriali dell'Astrea lavoravano anche la domenica. Avanti tutta.